Coppa Italia al Breganze. Gentili signore e signori, appassionati e appassionati di hockey pista, buonasera da Fausto Pozzan. È domenica 16 aprile 2023. Tra qualche minuto si completa il programma della 13ª giornata del campionato di Serie 2 di hockey pista Girone A. Si affronteranno i padroni di casa dell'Hockey Veneta Lab Breganze, opposti questa sera all'Hockey Roller Scandiano. Tra qualche istante mi affiancherà nel commento, come suo solito, Renato Sergio, che è l'addetto stampa dell'Hockey Breganze. Le riprese per la piattaforma digitale Hockey Pista FISR TV sono dell'operatore, il nostro grande amico Marian Monteanu. Si diceva quindi di questa 13ª giornata che ha avuto il suo prologo, anzi la maggior parte del programma, che si è disputato ieri sera, 15 aprile. Con questi risultati: la vittoria del Trissino che si è imposto a Seregno per 5-3, la vittoria casalinga nel derby del Roller Bassano che ha battuto per 3-2 l'Hockey Montecchio Precalcino, il pareggio nell'atteso scontro che vedeva impegnata la capolista Simbol Modena in quel di Novara, terminato 1-1 con il pareggio che la squadra modenese è stata capace di ottenere a 1 minuto e 28 dal termine, e la vittoria larga del Tiene opposto al Correggio che si è imposta per 6-2 per una classifica parziale che vede in questo momento, quando la formazione ospite del Roller Scandiano fa il suo ingresso in pista, il Modena capolista Simbol Modena 28 punti, Breganze 25, una partita in meno, Trissino 24, Novara 22, Roller Scandiano 19, Roller Bassano 18, Tiene 17, Montecchio Precalcino 11, Correggio 9 e a chiudere la classifica di A2 per il girone A il Seregno a 5 punti. Breganze è reduce dallo scontro al vertice di sabato scorso in quel di Modena, una partita molto sentita, molto attesa, che non ha tradito le attese soprattutto dal punto di vista emotivo. Alla fine è stato 3-3 con Breganze che era a un certo punto scappata via nel punteggio, avanti 3-1 a circa metà ripresa, ma Modena è stata abile e capace di rinvenire nel match e addirittura di avere il match ball, vale a dire un rigore quando ormai si era all'ultimo giro di lancetto, quindi l'ultimo minuto. Bene per Breganze che Marco Zanfi sia riuscito a sventare il tiro di rigore. Qualche istante prima Breganze aveva avuto a sua volta
la palla per portarsi sul 4-3, ma il tiro libero diretto di Ramiro Torres non ha avuto nella circostanza l'esito sperato per la squadra rossonera, seguita da una folte cornice di pubblico che ha seguito appunto i giocatori allenati da Nestro Perea in quel di Montale. Purtroppo questa sera per l'ennesima volta dobbiamo registrare le porte chiuse, le problematiche di carattere burocratico impediscono a Braganza di riabbracciare il suo pubblico. Sarà ormai per la prossima stagione, in quanto il Palaferrarin necessita di lavori necessari a ottenere tutte le prescritte autorizzazioni ad ammettere la presenza del pubblico. Quindi tra qualche istante l'inizio di questa partita. Per quanto riguarda le formazioni diamo lettura mentre sta entrando in pista il Veneta Lab Braganza. Per quanto riguarda, dicevamo, il roller scandiano, i portieri sono Matteo Vecchi con il numero 1 e Filippo Dimone con il 10, gli esterni Lorenzo Barbieri con il 29, Vecchi è anche il capitano, Nicolò Busani con il numero 5, Diego Vaccari con il 3, Andrea Stefani con il 6, Alessandro Uva con il 75, Davide Deinite con il 7, Peter Imi con il 19 e Alejandro Roccas con il 9. L'allenatore dell'hockey roller scandiano è Alessandro Cupisti, una vera e propria leggenda dell'hockey pista italiano, prima come portiere e poi comunque ha vantato importanti esperienze come tecnico, tra cui la guida della nazionale azzurra nella prima decade di questo secolo, portandola anche a un brillante bronzo mondiale. Alessandro Cupisti poi fu protagonista appunto della stagione d'oro dell'hockey italiano con 2 campionati del mondo nell'86 e nell'88 e la partecipazione storica dell'Italia alle prime e uniche purtroppo fin qui Olimpiadi, in quella di Barcellona, quando seppe conquistare un ottimo terzo posto. Poi ovviamente ricordiamo anche la vittoria agli europei, ma stiamo solo parlando del suo curriculum da portiere della nazionale. Per quanto riguarda il curriculum da atleta di club, non riusciremo a completare la presentazione di questa partita, quindi andiamo invece a leggere la formazione scelta da Nestro Perea, allenatore dell'Hockey Braganza, con i portieri Marco Zanfi ed Elia Zenna rispettivamente con il 26 e il 13, gli esterni Ettore Barbieri con il 31, Silvio Costenaro con il 2, Pietro Agostini con il 5, Cristian Costenaro con il numero 8, Ramiro Torres con il 57, Giovanni Tagliapietra con il 27, Tommaso Volpe con l'87, Alessandro Toniolo con il 77. È il compleanno di Corrado Fantin, dirigente e accompagnatore sempre a fianco della formazione rossonera, e quindi gli facciamo gli auguri di rito e ci prepariamo ad assistere quindi alle scelte. Intanto per quanto riguarda il starting 5, Braganza deve fare a meno di Stefano Dal Santo, espulso con il cartellino rosso nel convulso finale della scorsa trasferta di Modena, che non si è fatta mancare niente dal punto di vista, dicevamo, delle emozioni e magari anche di un eccesso di nervosismo finale. Il direttore di gara questa sera sarà Claudio Ferraro, audiovato al tavolo dal collaboratore tecnico arbitrale Alberto Fabris. Intanto mi ha raggiunto qui in postazione il nostro Renato Sergio. Buonasera a tutti degli appassionati di hockey pista, anche da parte mia. Ciao Renato, prepariamoci ad assistere allo spettacolo preceduto da un minuto di silenzio. Terminato il minuto di silenzio. Per quanto riguarda il starting 5, Scandiano con Dimoni tra i pali, Deinite, Rocca, Uva e Imi. Breganze, che deve fare a meno appunto dell'assenza dello squalificato Stefano Dal Santo e purtroppo anche di Andrea Dalla Valle, che deve scontare una copiosa squalifica rimediata purtroppo a Tiene.
Breganze quindi come starting five con Elia Zen tra i pali, Alessandro Toniolo e Silvio Costenaro in retrovia, Agostini e Torres. Coppia d'attacco. C'è stata già la prima conclusione di Scandiano. Breganze in possesso con Silvio Costenaro, il gioco a due con Agostini che gli ha fatto strada con un blocco. Si riparte all'indietro con Ramiro Torres che scambia con Alessandro Toniolo. Doppio blocco Toniolo-Costenaro, cattivo controllo di Ramiro Torres. Riparte quindi Scandiano con Imi. Uva a contendere il possesso, ma sul rimbalzo la palla raggiunge Rocca. Breganze che alza la difesa. Ancora Alessandro Uva in possesso, siamo nel fronte d'attacco della formazione di casa, della formazione ospite, scusate. Alessandro Uva ancora, il 75, figlio d'arte, padre Daniele, atleta sicuramente di spicco negli anni 90. La conclusione poi di Denite, rimpallata da Ramiro Torres. E allora siamo con Pietro Agostini. Il blocco di Ramiro Torres per Pietro Agostini, gioca a due sempre di Breganze sul fronte sinistro d'attacco. Conquistano un buon possesso Ramiro Torres. È inutile che diciamo, Renato, dell'importanza di questa partita a 6 giornate dal termine. Assolutamente sì, Breganze, come abbiamo analizzato io e te insieme a Fausto prima proprio dell'inizio della partita, guardando un po' i risultati, guardando le specifiche, ecco così, tecniche delle varie squadre che ci aspettano da qua alla fine del campionato, Breganze non può commettere errori e deve comunque continuare a sviluppare il gioco che dall'inizio stagione ha portato i frutti. Qui c'è una conclusione a botta sicura di Agostini che è stata rimpallata da Deiniti. Attenzione però Alessandro Uva davanti a Elia Zen che gli chiude lo specchio della porta. Ottima l'iniziativa del 75 che si è incuneato nella difesa rossonera. Primo pericolo vero e proprio della partita. Scandiano in completo blu, Breganze in completo bianco, ricordiamo. Con Deinite ora la formazione ospite che ha avuto forse il maggior possesso palla qui all'inizio, l'accelerazione di Deinite. Il fallo di squadra però commesso dal numero 7 ospite. Questa è la decisione del signor Ferraro. E allora Breganze in possesso con l'accelerazione di Ramiro Torres che ora si ferma, va a giocare dietro porta con Pietro Agostini. Breganze ha avuto un inizio un po' lento, forse un po' contratto, sente l'importanza del match sicuramente. 4 giocatori di Scandiano al limite dell'area e la conclusione di Alessandro Toniolo, respinta da Dimone. E c'è un'altra accelerazione del folletto Alessandro Uva. A proposito di folletti, lo sta contrastando Ramiro Torres, poi viene fischiato il fallo di squadra alla difesa di casa e allora situazione falli 1-1, 22-12 al termine della prima frazione di gioco, 0-0 il punteggio. Un'ottima iniziativa di Alessandro Uva, forse l'occasione più importante sin qui. All'indietro da Rocca che va a sfidare Silvio Costenaro. Si fronteggiano due attacchi molto importanti, 54 le reti messe a segno da Roglia Scandiano, 57 quelle di Breganze che sin qui è il miglior attacco del campionato. Per quanto riguarda la difesa, Breganze ha sin qui subito 30 reti, 40 invece quelle subite dal Roglia Scandiano che ha 19 punti in classifica, autore sin qui di un'ottima stagione, una formazione molto giovane, quella allenata da Alessandro Cupisti. Silvio Costenaro in possesso, capitano della formazione rossonera. Alessandro Toniolo, lo scambio all'indietro con Ramiro Torres, iniziale cattivo controllo, va a sfidare Imi in slalom. Ramiro Torres intendeva servire Alessandro Toniolo che non è riuscito a controllare sfera, poi riviene bene su Uva. Pietro Agostini, insistita l'azione difensiva del 5 rossonero ma si è disimpegnato bene il 75 ospite, ancora Deiniti in possesso. Il tiro rimpallato da Silvio Costenaro che per un non nulla si stava avviando in contropiede. Qui c'è il contropiede, 2 contro 1. Alessandro Toniolo arriva in area, Alessandro Toniolo va a sfidare Dimone che gli chiude lo specchio della porta. La palla all'indietro da Silvio Costenaro, la conclusione di Silvio Costenaro, la parata con il bastone di Dimone. Ottima iniziativa di Breganze sull'asse Toniolo Torres, poi all'indietro il tentativo di Silvio Costenaro e la parata di Dimone. Bella partita, Renato.
Sì, come abbiamo visto nelle ultime azioni, anche nelle ultime due azioni, non appena Breganze accenna ad aumentare il ritmo, riesce a trovare le occasioni da gol. Come in questa circostanza, con Agostini che si infila, la conclusione di Agostini e Dimone gli chiude il primo palo. Ottimo l'intervento del portiere ospite, ma ottima anche l'iniziativa di Pietro Agostini, che ha rubato palla a centropista, si è involato. Sempre dall'asse della sponda sinistra arrivano i maggiori pericoli per la formazione di Scandiano. Breganze predilige attaccare a sinistra, quindi. Ancora Rocca fronteggiato e quasi raddoppiato da Toniolo e Agostini. Breganze, dicevamo, deve sostituire Stefano Del Santo, squalificato per una giornata. Sarà a disposizione nel prossimo incontro, che è la trasferta di Montecchio, vero Renato? Sì, proprio a Montecchio sarà il prossimo incontro. Non c'è via di scampo, nel senso che tutte le partite da qua alla fine sono impegnative. Beh, i ragazzi sentono la pressione, ma sicuramente ho parlato con loro nella settimana, sì, stanno ho tutti molto letto bene. la tua intervista a Capitan Costenaro, molto interessante. E ovviamente lo stesso capitano sottolineava l'importanza di tutte le gare di qui a fine campionato. Qui c'è un'altra iniziativa interessante di Pietro Agostini, controllata dal portiere ospite. Ingaggio a 2. Eimi e Agostini a sfidarsi, lo vince il giocatore ospite, De Nite il primo sulla palla, però Agostini riviene su di lui. Breganze a pressing a tutto campo sui 40 della pista, ed è una tattica che frutta un possesso, perché Scandiano non è stato in grado di superare la metà campo nei 10 secondi regolamentari. Allora Breganze, la finta di tiro con lo scarico di Alessandro Antoniolo per Ramiro Torres, va a contendersi il possesso con Eimi, alla meglio il giocatore ospite, riparte Rocca, lo contrasta in un primo momento Silvio Costenaro. Rocca si libera della sfera servendola per De Nite, gioca nel perimetro di metà campo la formazione ospite. Rocca all'indietro ancora con De Nite, lo fronteggia Ramiro Torres che porta via sfera, pensa di andare in contropiede, va a cercare dall'altro lato Agostini. Ottima la conclusione di Pietro Agostini, era difficile riuscire a far di meglio, ma è stata sicuramente una iniziativa interessante. Qui recupera una buona palla Alessandro Toniolo, se ne va sulla sinistra. C'è il primo time out intanto chiamato alle viste, l'ha chiamato Alessandro Cupisti, e anche il primo cambio con Busani, che dovrebbe fare il suo ingresso sul terreno di gioco. 18 minuti al termine della prima frazione di gioco, 0-0. Agostini servito da Torres. Qui siamo invece sul fronte, sulla sponda di destra, tenta un dribbling su Uva, che invece riviene molto bene in fase difensiva. Il numero 75, l'accelerazione di Uva, cliente sicuramente difficile, che va a servire, e Imi che realizza una rete veramente notevole. Una leggera disattenzione difensiva, ma è stato veramente abile Alessandro Uva a mettere sul secondo palo un assist per la deviazione volante di Eimi. In vantaggio quindi Roller Scandiano quando mancano 17:48 al termine della prima frazione di gioco. Un po' a sorpresa, ma in realtà è stata una rete veramente pregevole. Ci complimentiamo quindi con i due giocatori che hanno realizzato questa rete. L'assist di Alessandro Uva, la rete di Peter Eimi, che è rimasto in pista. Invece Alessandro Uva ha dato il cambio a Busani. In vantaggio quindi un po' a sorpresa, ma non tanto, perché comunque la prima occasione l'ha avuta Roller Scandiano. Nicolò Busani quindi in pista, classe 2003. Sì, diciamo che i ragazzi dello Scandiano hanno creato poche occasioni, ma ben costruite, e sono riusciti a trovare un bellissimo gol. Sì, veramente una giocata pregevole. L'assist, una palla a mezza altezza concordata con un ottimo gesto tecnico da Peter Eimi. E allora Breganze intanto che ha operato un doppio cambio. Sono usciti Pietro Agostini e Alessandro Toniolo, sono entrati Ettore Barbieri e Tommaso Volpe. C'è ovviamente tutto il tempo per rimediare. Breganze adesso deve provare a risalire la corrente. Il tentativo di Torres di servire Ettore Barbieri, è bastata una leggera disattenzione difensiva per consentire la veloce incursione di Alessandro Uva. L'assist al bacio per Peter Eimi.
nulla da fare per Elia Zen. Ancora Amy, scatenato. A servire Stefani, numero 6. Ospite. Che assieme a Rocca, Amy e Busani compone il quartetto di movimento della formazione allenata da Alessandro Cupisti. C'è un cattivo passaggio di Rocca e allora ne approfitta Silvio Costenaro per proporre un'azione offensiva per Breganze. Lo scambio Costenaro-Volpe. Breganze che lavora a metà pista. Sul perimetro a cercare di perimetro di metà campo. A cercare Tommaso Volpe, Ettore Barbieri. Breganze sta ragionando, ha rallentato un po' il ritmo in questo istante. Cerca un possesso più controllato. Attenzione qui, la palla dietro per Ramiro Torres che da dietro porta ha trovato il bastone di Dimone a negargli la gioia del possibile pareggio. Rocca, Stefani e Imi, siamo a metà campo con Scandiano a giocare a 3. Nicola Busani a fare la punta. L'accelerazione di Imi. Attenzione, la palla vagante. Cercava una deviazione Busani, non l'ha trovata. È andata sopra la traversa e allora accelera Ettore Barbieri per Breganze. All'indietro per Tommaso Volpe. Scambiano ancora i due classe 2005. Punti di forza della formazione di Nestro Perea. Qui il tentativo di doppio alza e schiaccia da parte di Ramiro Torres. Controlla la difesa di Scandiano, riparte con Stefani. Ancora Stefani che da fronte di destra è andato il centro. La conclusione di Amy, in questo caso Sbilenka. Il più lesto a impossessarsi della sfera è Tommaso Volpe. Vediamo se si esibirà in una delle sue proverbiali accelerazioni. Tommaso Volpe però è controllato da Amy. Non affonda la conclusione saggiamente. Torres. Barbieri cerca di uscire da dietro porta, ma fa buona guardia la difesa di Scandiano. Poi va a subire un fallo di squadra Tommaso Volpe. 15-19 al termine della prima frazione di gioco, con Nestro Perea che rincuora i suoi. Breganze sotto nel punteggio 1-0. La rete di Peter Amy da un paio di minuti. Ancora Silvio Costenaro dietro porta. Anche a Modena Breganze era andato sotto, poi era stato capace di rivenire nel punteggio e portarsi sul 3-1. Qui c'è l'accelerazione e la rete di Ramiro Torres. 16ª rete stagionale. 14-59. Breganze rimette le cose a posto. 31 le reti subite da Breganze sin qui, 58 quelle messe a segno. Si riparte 1-1. E Imi, la conclusione. Entrambe le squadre cercano sempre la soluzione in partenza, non ragionano, cercano subito la conclusione alla ripartenza del gioco. Renato. Sì, cercano subito la conclusione, si creano spazi, riescono entrambe le squadre a ripartire molto velocemente. Quello che ho notato con l'ingresso in campo dei due 2005 Volpe e Barbieri, che Barbieri ha preso, diciamo così, il posto di Torres. Torres è arretrato e ha trovato il gol con un tiro, cioè sono proprio cambiate le posizioni come avevamo già analizzato nelle precedenti incontri. Sì, è vero. E qui c'è un'altra palla conquistata molto bene da Ramiro Torres. L'assist per è tentato l'assist per Ettore Barbieri, ma sono rientrati velocemente i difensori di Alessandro Copisti nella circostanza e hanno recuperato. Qui c'è un cattivo passaggio di Silvio Costenaro, il tentativo di ripartenza, ma è sventato da un buon intervento retrovia di Tommaso Volpe. La conclusione di Tommaso Volpe sulla destra. Breganze ha pareggiato sul lato destro del fronte d'attacco. Di solito Breganze sviluppa le proprie azioni a sinistra, stavolta invece il pareggio di Ramiro Torres è stato trovato a destra. Attenzione qui, una palla avanti e pericolosa con Stefani che si era incuneato nell'area di porta difesa da Elia Zen. Il signor Ferraro però ha interrotto il gioco, ha concesso una punizione a Breganze. Qui poi c'è un richiamo del signor Ferraro a Amy e Costenaro. Ci sembra tutto a posto, non ci sono stati richiami ufficiali, è solo forse un avvertimento. Da Si riparte. Da quello che mi pare di aver capito, gli ha detto alla prossima vi do il cartellino a tutti e due.
Qui c'è un blocco irregolare intanto di Barbieri. Fasi un po' pasticciate della partita in questo istante. Ci possiamo permettere ancora una volta il gioco a due sul fronte d'attacco di destra di Scandiano. Qui c'è un'ottima iniziativa personale dall'altra parte di Silvio Costenaro, che viene raddoppiato all'angolo. Possesso per Scandiano, non ci si può fermare all'angolo basso, e quindi riparte Nicola Busani per i suoi, numero 5 ospite. Cliente sicuramente da non sottovalutare, Busani. E ancora un ottimo recupero di Ramiro Torres, gli toglie molto bene sfera a Stefani di piegamento difensivo. Il signor Ferraro fa cenno che è stata presa la palla nettamente. È stato un ottimo intervento difensivo del giocatore di Alessandro Copisti. Qui c'è Tommaso Volpe intanto che va a scambiare ancora con Ramiro Torres sul sinistro. Un tentativo di dribbling, la riconquista di sfera di Ettore Barbieri aiutato con il pattino. Non ha ravvisato nella circostanza di regolarità il signor Ferraro. C'è il cambio intanto, Ramiro Torres esce, gli dà il cambio Pietro Agostini. A girare a 3 a metà campo la formazione di Nesto Perea, che cerca di alzare i ritmi. Qui il passaggio, il primo blocco di Silvio Costenaro, la conclusione di Tommaso Volpe. Ha trovato il parastinco di Rocca con Ettore Barbieri pronto a fare velo davanti al portiere ospite. Qui Pietro Agostini a contendere il possesso a Stefani. Ha successo Pietro Agostini cade in area. Ancora il segno della palla da parte di Claudio Ferraro, il direttore di gara. Attenzione qui, una palla vagante, la conclusione. Si erano liberati bene i giocatori di Alessandro Coppisti. Ha tentato la conclusione dei Nite, era posizionato a difesa della propria porta Elia Zemma. Si è trattato sicuramente di una importante occasione per Scandiano. Qui sul tiro di Pietro Agostini c'è una palla vagante davanti all'area, scivola Ettore Barbieri. Match sicuramente vibrante, da buoni contenuti tecnici, e sicuramente con entrambe le squadre che si stanno sfidando a viso aperto. Qui riconquista un'ottima palla Silvio Costenaro, se ne va sul lato sinistro, il servizio per Tommaso Volpe, la finta di tiro, lo scarico per Silvio Costenaro, gli esce una conclusione leggermente lenta, controllata dal gambale di Dimone. Proverbiale lo sforzo del capitano rossonero, sta approfondendo veramente ogni energia per cercare di portare i vantaggi suoi, ma Breganze deve anche giocare col cronometro e stare tranquilla, perché il tempo per fare venire a capo di questo importante match c'è. Però magari l'energia e la voglia di conquistare la vittoria e quindi il primo posto in classifica raggiungendo Modena sta un po' caratterizzando la prestazione degli uomini di casa, Renato. Sì, Breganze negli ultimi 2 minuti ha alzato un po' il ritmo, si è visto molti più tentativi dei padroni di casa. Bisogna sempre prestare molta attenzione, perché comunque sì, come in questo caso, attenzione con Busani, è bravissimo Elia Zen. Queste disattenzioni difensive sono capitate purtroppo più di una volta in questo campionato, e Breganze non le deve commettere. Buon per Breganze che c'è un portiere esperto a difesa della propria gabbia come Elia Zen, così come il collega di reparto Marco Zanfi, che di solito si esibisce nella ripresa e staffetta tra i due estremi difensori. E qui c'è un tentativo di passaggio al centro con un fallo di squadra commesso nella ripartenza da Ettore Barbieri. Abbiamo i tifosi rossoneri hanno per un attimo tremato, perché stavamo guardando la direzione delle mani del signor Ferraro, che non scegliesse per il cartellino. Ci poteva anche stare a termini di regolamento, peraltro. Ha optato invece per il fallo di squadra. Situazione falli 3-3. 10-18 al termine della prima frazione di gioco. Bella partita. Scandiano si è dimostrata formazione coriacea, ben organizzata, capace di punire Breganze sull'asse Alessandro Uva e Ighimi. Quel tipo di giocata è stata provata più di una volta, e poi un'ultima importante occasione, Renato, con Scandiano, che è stata vicina a portarsi sul 2-1, nonostante che Breganze stia approfondendo il massimo sforzo.
Sì, non me ne vogliono i tifosi scandianesi, ma probabilmente Scandiano dalla panchina con un allenatore esperto come Cupisti sa magari di non riuscire a tenere il ritmo alto del gioco imposto dal Breganze. Allo stesso tempo però sbaglia pochissimo, sbaglia pochissimi passaggi e si creano comunque molto pericolosi in ogni loro ripartenza. È entrato intanto Barbieri per, nella formazione ospiti, quindi abbiamo un derby nella partita, i due Barbieri che si sono sfidati in questo istante a metà pista. Roca intanto in possesso, all'indietro per Deinite, ancora Barbieri, è entrato, Busani, Barbieri, accelerazione di Barbieri che varca in questo momento la metà campo, lo fronteggia Pietro Agostini, molto insistita l'azione di marcatura e impressione del numero 5 locale, che qui va ancora a pressare Barbieri dietro la porta, lo raddoppia anche Silvio Costenaro. Attenzione però che è uscito dalla porta con possesso il numero 29 di Scandiano, Busani, tentativo di deviazione controllato molto bene da Elia Zen, bisogna stare attenti sicuramente. 9:34 al termine della prima frazione di gioco, 1-1 il punteggio. Silvio Costenaro a scambiare con Tommaso Volpe, Pietro Agostini sulla sinistra, la conclusione di Agostini, sbilenca nella circostanza, scivola Deinite, più lesto Ettore Barbieri che cade e va a commettere un fallo che viene sanzionato con il cartellino blu. È stato graziato nella precedente circostanza, in questa invece il signor Ferraro è stato inflessibile, aggancio, espulsione temporanea, 2 minuti quindi nel caso in cui il giocatore incaricato della trasformazione, Peter Amy, che tra l'altro è stato l'autore del gol che ha sbloccato il risultato, non riuscisse a segnare. Vedremo. Amy contro Elia Zen. Amy sicuramente un giocatore dotato di ottima tecnica. Vediamo il tentativo di trasformazione del numero 19 ospite. 9:21. Sì, momento sicuramente importante di questo primo tempo. Tutto pronto? Amy, a conclusione, il signor Ferraro farà ripetere il tiro perché si è mosso Elia Zen. Il richiamo al prossimo, il portiere rossonero verrebbe eventualmente espulso. Vediamo. Il secondo tentativo quindi per Scandiano. La finta, Amy contro Zen, la conclusione è alta. E quindi Breganze dovrà fronteggiare Scandiano in inferiorità numerica, power play per la formazione ospite. È stato espulso al 9:21, quindi al 7:21 se non ci saranno reti Breganze potrà ristabilire la parità numerica. È entrato intanto Ramiro Torres che si incunea nell'area ospite, ha cercato uno slalom. Néstor Pereira non è stato contento della scelta offensiva di Ramiro Torres. Vediamo l'assetto difensivo di Breganze. Vertice alto Ramiro Torres, alle sue spalle Tommaso Volpe e Silvio Costenaro. Scambiano i giocatori di Alessandro Compisti, la conclusione, la rete, subito rimbalzo. Subito rimbalzo. Ha colpito il numero 7 Deinite. Quindi si ristabilisce immediatamente la parità numerica. 8:38. Breganze di nuovo sotto nel punteggio. 2-1 per Scandiano. Le reti di Deinite e Imi. Per Breganze, Ramiro Torres. Si riparte. Silvio Costenaro in possesso. La conclusione di Silvio Costenaro, la parata di Dimone. Imi in possesso per Scandiano. 10 secondi. Possesso non è riuscita a varcare la metà campo nel tempo regolamentare. La formazione è ospite. E quindi punizione all'angolo basso alla sinistra del fronte d'attacco della formazione nata da Néstor Perea, sotto nel punteggio. 8:20 al termine della prima frazione di gioco. Tommaso Volpe. La conclusione di Tommaso Volpe ripallata da Roca. Agostini. Ancora Tommaso Volpe. A scambiare con Silvio Costenaro. Agostini. Volpe. A rombo offensivo per Breganze. Silvio Costenaro all'indietro ancora da Tommaso Volpe.
La finta di tiro di Tommaso Volpe, l'errore, riparte Rocca. Brutto errore e ne approfitta Rocca. Porta sul 3-1. Cattivo errore. Brutto momento questo della partita di Breganze, in particolare del suo numero 87. Un errore assolutamente gratuito, ha dato la palla a Rocca per incunearsi e trafiggere. 1 contro 1. Il portiere Liazen. Scandiano quindi avanti nel punteggio per 3-1. Breganze che deve risalire la corrente. Lo tenta ora con Pietro Agostini. La parata di Dimone. Adesso il match è sicuramente in salita, Renato. Sì, oltretutto abbiamo visto che anche il portiere ospite si sta comunque difendendo molto bene e sì. ha sempre difeso ottimamente la porta dello Scandiano. Tutto da rifare, ma c'è tempo per rimediare. Qui c'è un fallo subito da Pietro Agostini. Vabbè. Non ha visto evidentemente il signor Ferraro. Ancora a terra Pietro Agostini. Probabilmente una botta. Sì, poi uno scontro fortuito sicuramente. Pronti a ripartire. Sarà possesso per Breganze. Tommaso Volpe, gli auguriamo di rinfrancarsi perché Tommaso è sicuramente un giocatore che dà tutto per questa squadra e quindi assolutamente gli auguriamo di riprendersi immediatamente. Qui c'è una buona riconquista, la palla che danza pericolosamente davanti a Dimone. Breganze non riesce a trovare la deviazione vincente. Era stata una buona combinazione con Ramiro Torres. Siamo a 7 minuti dal termine, il tempo per rimediare ce n'è. Breganze non deve assolutamente farsi irretire dalla situazione punteggio perché può risalire la china, l'ha dimostrato più volte. Certo che l'errore è stato accondizionato pesantemente per il momento la prestazione, ma qui si riparte con Silvio Costenaro. La conclusione di Silvio Costenaro non trova la porta. Il più lesto però a ripossessarsi della sfera è Ramiro Torres. Silvio Costenaro ancora. Ramiro Torres, la finta di tiro Ramiro Torres, l'alza e schiaccia, la parata di Dimone. Scatenato il 57 rossonero. La finta di Ramiro Torres, lo scambio con Silvio Costenaro. Adesso Breganze sta agendo forse più sui nervi che sulla organizzazione. E Scandiano saggiamente si è posta a protezione del proprio portiere. Conclusione di Amy, precisa. Alessandro Uva e Imi dietro la porta di Elia Zenna, all'indietro Barbieri, Deinite, scambiano i giocatori di Alessandro Cupisti, cercano il possesso palla prolungato e fanno bene, sono in vantaggio 3-1. Ci sembra troppo scivoloso la pista questa sera, Renato. Sì, ci sono alcuni punti dove i ragazzi fanno Qui proprio c'è un fatica. ottimo recupero di Pietro Agostini, vediamo, 2 contro 1 potenziale, la conclusione fuori specchio, ancora Pietro Agostini. Ha tentato di chiudere sul primo palo ma non ha trovato la porta. Qui c'è un'accelerazione di Deinite, la conclusione che prende il palo e qui l'attenzione difensiva si impone quando si è sotto nel punteggio perché quello che Breganze non deve fare è andare sotto ulteriormente. Qui c'è un fallo di squadra, c'è un time out intanto. 4 falli di squadra commessi da Scandiano, 3 da Breganze. Esce Tommaso Volpe, entra Giovanni Tagliapietra. Nestor Perea che invita la calma e fa bene, invita a giocare. Non è il momento di scelte irrazionali dettate solo dalla foga, Renato. No, anche perché comunque, come ho detto prima, Scandiano, diretta in panchina da un allenatore molto esperto, sa cosa bisogna fare per tentare di difendersi al meglio e quindi adesso con 2 gol di vantaggio diventerà sicuramente
già è importante cercare di accorciare le distanze per poi dopo magari nel secondo tempo, Sì, come si suol dire, il aprire. arrembaggio finale, diciamo così. Esatto, bisognerà prestare attenzione perché hanno dimostrato che appena ci si scopre un attimo loro ci sono, Sì, non sanno sbagliano pungere niente. in contropiede, si sono dimostrati spietati ed è una formazione relativamente giovane anche quella allenata da Alessandro Cupisti, quindi complimenti a loro che stanno legittimandosi qui il vantaggio. E intanto dicevamo Giovanni Tagliapietra, classe 2006. Ramiro Torres, accelerazione, tentativo l'1 contro 1, la palla deviata fuori pista. Ancora Ramiro Torres all'indietro da Silvio Costenaro, Giovanni Tagliapietra. La conclusione di Giovanni Tagliapietra, tiro interessante, è stato deviato dalla difesa ospite. Ancora possesso per Breganze, 4,52 al termine della prima frazione di gioco. Agostini, l'accelerazione di Agostini, la conclusione, la parata di Dimone. Busani, Rocca, 10 secondi sono trascorsi prima del possesso. Un altro fallo di squadra per mancata osservanza della distanza regolamentare. E allora Ramiro Torres, la conclusione è murata, Rocca è il più lesto sulla sfera. Breganzi in pressione alta. Se ne va Rocca. Lo raddoppiano o almeno tentano di farlo Torres e Tagliapietra, ma si è liberato molto bene Rocca. La conclusione di Busani, la parata di Eliazen, la ripartenza di Breganze con Pietro Agostini, la conclusione sfortunata Breganze nella circostanza perché traversa all'interno. Qui un colpo subito da Pietro Agostini. Attenzione all'angolo basso alla sinistra del fronte d'attacco di Breganze. Traversa e poi la palla è uscita. La conclusione sfortunata di Pietro Agostini, a un passo dall'accorciare le distanze Breganze. Pietro Agostini, tentativo di servire sul secondo palo Silvio Costenaro che si era inserito bene. Siamo con Busani dall'altra parte, Busani per Uva, Breganze che ha una potenziale ripartenza in 3 contro 2, l'accelerazione di Pietro Agostini, la conclusione e la parata di Dimone. Ancora una volta, peccato, Pietro Agostini cade in area. Vediamo la decisione del signor Ferraro. Possesso per Breganze. Torres e Agostini in possesso di sfera. Ancora Torres dietro la gabbia di Dimone. All'indietro per Giovanni Tagliapietra. La sterzata di Giovanni Tagliapietra, il servizio per Silvio Costenaro, la parata di Dimone sul tiro di Costenaro, abbastanza leggibile nella circostanza. Busani, un contropiede da manuale e una grande parata con 3 passaggi Scandiano a impegnare severamente Eliazen, che ha tenuto in piedi Breganze, ma da manuale il contropiede della formazione ospite. Breganze si è disunita. Deve cercare soprattutto scelte razionali, non forzare. Il tempo c'è per venire a capo della partita. Qui c'è un'accelerazione però di Ramiro Torres, la parata ancora di Dimone. Qui tentava da dietro porta di servire Silvio Costenaro, il numero 57 rossonero. Rocca tenta l'accelerazione, va a servire Dei Nite, autore dell'importante punto del 2-1. Busani, la palla deviata da Silvio Costenaro, è in gioco, 2-20. Agostini a servire Torres, l'accelerazione di Ramiro Torres, all'indietro per Pietro Agostini, la finta di tiro di Pietro Agostini, non riesce a controllare la palla, ancora una fase convulse. Pietro Agostini cercava di servire sul primo palo, Ramiro Torres non ci è riuscito. Alessandro Uva, Silvio Costenaro va a fronteggiarlo, si libera della sfera Dei Nite servendo Busani.
2 minuti al termine della prima frazione di gioco. Scandiano avanti 3-1 qui si incunea ancora una volta Alessandro Uva, recupera però su di lui Silvio Costenaro, riparte Braganze, accelerazione di Costenaro, Giovanni Tagliapietra, Ramiro Torres, la finta di Ramiro Torres, lo controlla in fase di ripiegamento Alessandro Uva che rallenta sapientemente. Ha ragione a farlo perché Scandiano è avanti nel punteggio e mancano meno di 2 minuti al termine. Qui viene fuori bene la dietroporta dei Nite, l'assist al centro, non lo seguono i compagni per fortuna. Qui c'è un cattivo passaggio di Pietro Agostini, Braganza non deve commettere questi errori perché rischia di pagarli cari. Riparte però Giovanni Tagliapietra, fasi confuse del match, Pietro Agostini, tentativo per Ramiro Torres, intanto si è infortunato dei Nite. 1:13 al termine della prima frazione di gioco. Scandiano a sorpresa avanti nel punteggio 3-1. Possiamo dire che si merita assolutamente il vantaggio la formazione ospite, anche se Braganze non ha lesinato energie sicuramente Renato, però non è stata capace di scelte razionali per poter venire a capo sin qui della partita. Sì, ci sono due aspetti che sicuramente hanno caratterizzato ormai questo primo tempo a un minuto dalla fine. Inevitabilmente sotto col punteggio, con la mancanza in campo, ecco, di Stefano Dal Santo a riorganizzare sempre un po' quello che è la difesa e le ripartenze, sicuramente è una mancanza importante per i ragazzi di Perea. Dopo ho notato, guardando attentamente, che quello che caratterizza Braganza è sempre recuperare tantissime palline andando così a toglierle, diciamo, dalla stecca degli avversari. Scandiano questo lo sta controllando molto bene, si difendono molto bene, Sì. ragionano, ripartono con attenzione e però si è riusciti. Trovano sapientemente gli spazi per incunearsi davanti alla porta di Elia Zen. È stato autore di un paio di parate a colpo sicuro, perché veramente Scandiano è stato un passo dall'andare sul triplo vantaggio. Rocca intanto si riparte, Stefani tentano di raddoppiarlo Agostini e Costenaro e poi Stefani si rifugia stando fuori palla. 1-0-3. Tagliapietra e Costenaro sulla palla. Pietro Agostini la controlla, la perde però, se ne va Peter Eimi. Rocca. Ancora Rocca in possesso. Sceglie di congelare il possesso la formazione di Alessandro Cupisti per cercare di andare a riposo sul doppio vantaggio. Qui c'è un potenziale contropiede 3-1 con Silvio Costenaro che alla fine non riesce a trovare il passaggio giusto. Ha servito alla fine Giovanni Tagliapietra. Attenzione però, qui conquista palla Braganze con Torres, avrà l'ultima accelerazione, la conclusione non trova la porta, viene su di lui Peter Eimi. Ancora l'azione insistita di Torres, ancora Agostini però, caparbia l'azione del numero 5, il tentativo di servire al centro di un compagno non ha fortuna e allora crediamo proprio che il tempo terminerà su questa situazione di punteggio. 5 secondi, Torres, la conclusione, la parata di Limone, finisce il primo tempo. Scandiano in vantaggio per 3-1, le reti sono state messe a segno da Eimi, De Nite e Rocca. Per Braganze Ramiro Torres a risentirci tra circa una decina di minuti per il secondo tempo. Qui dal Palla Ferrarin per il momento è tutto, a più tardi da Fausto Pozzan.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dal Ferrarin di Breganze per questa domenica 16 aprile, posticipo della 13ª giornata del campionato di Serie 2 di hockey pista 2022-23. Di fronte a Hockey Veneto Lab Braganza, Roller Scandiano sorprendentemente in vantaggio al termine della prima frazione di gioco per 3-1, sorprendentemente ma meritatamente, va sottolineato, in virtù delle reti messe a segno da Eimi, Deinite e Rocca. Braganza a segno sono con il suo numero 57 Ramiro Torres. Sicuramente pesano le assenze, in particolare di Stefano Dal Santo, perché ormai è purtroppo datata quella di Andrea Dalla Valle. Ma al di là di questo, Braganza deve operare scelte più razionali nella gestione del possesso, nell'articolazione dei contropiedi e soprattutto chiudere molto meglio in fase difensiva a impedire le giocate di elementi di indubbio valore tecnico come Alessandro Uva, Peter Eimi e appunto Deinite, gli autori delle 3 reti che per ora stanno orientando il match a favore della squadra emiliana ospite, che vanta 19 punti in classifica, sicuramente un buon campionato. Braganza però avrebbe bisogno come il pane di 3 punti per provare a raggiungere in vetta alla classifica il Simbol Modena, che ieri sera ha impattato in quella di Novara 1-1. E allora occorrerà un secondo tempo di maggiore attenzione, di maggiore consapevolezza e di maggiore organizzazione dalla parte della formazione di cara di Nestor Perea, rimanendo proverbiali comunque le caratteristiche della squadra rossonera, e cioè l'intensità, il tentativo di riconquista veloce della palla. È un gioco che a tratti in questa stagione si è rivelato anche spettacolare, come hanno provato le giornate esaltanti, per esempio quella della finale di Coppa Italia, che è stata giocata circa un mese fa e che ha visto trionfare la formazione rossonera per la quinta coccarda tricolore, la prima dedicata alla seconda categoria. Comunque, tempo per rimediare ce n'è, vediamo le scelte di Nestor Perea per quanto riguarda questo secondo tempo. Si profila, Renato, una coppia composta dai fratelli Costenaro nello starting five di Nestor Perea per questo secondo tempo, con Marco Zanfi che ha dato il cambio a un ottimo Elia Zen nonostante le 3 reti al passivo. Sì, confermato. Ramiro Torres, Silvio Costenaro, Pietro Agostini, Cristian Costenaro, Marco Zanfi tra i pali, mentre per quanto riguarda gli ospiti, confermatissimo Dimone, autore di un'ottima prova tra i pali nel primo tempo, poi Rocca, Eimi, Busani e Barbieri. Queste le scelte di Alessandro Copisti, tutto è pronto agli ordini del signor Ferraro per questo secondo tempo, dove Braganza deve tentare di risalire la china e ovviamente Roller Scandiano mantenere questo importante vantaggio, doppio vantaggio. Si parte, Silvio Costenaro a scambiare con Pietro Agostini. Braganza quindi che ha mandato in pista tutti i suoi effettivi con questa scelta di Cristian Costenaro, classe 2006, in pista per cercare di risalire la china. Cristian Costenaro a manovare a metà pista, lo scambio con il fratello Silvio, tentativo di deviazione di Ramiro Torres, non ha trovato la porta. Busani per i suoi. Eimi marcato da Cristian Costenaro, situazione falli, 5 commessi da Scandiano, 3 da Braganza. Braganza ha pressato alto per tutto il primo tempo, molte volte Scandiano ha commesso il fallo di non riuscire a passare a metà campo di 10 secondi regolamentari. Qui Pietro Agostini fronteggiato da Busani, tentativo di superarlo in dribbling, siamo ormai dietro la porta, il tentativo di alza e schiaccia, non trova la porta. Cristian Costenaro il più lesto a recuperare sfera, a offrirla a Ramiro Torres, ancora Cristian Costenaro, la finta di tiro di Cristian Costenaro, lo scambio con Pietro Agostini, 1 contro 1 con Busani. Pietro Agostini ha tentato di servire sul primo palo Ramiro Torres. Braganza sicuramente volitiva in questo inizio di ripresa, con Busani fronteggiato da Pietro Agostini che gli porta via la sfera. Peccato, non è riuscito a controllare la palla. Pietro Agostini è rivenuto su di lui il giocatore ospite. Un buona riconquista di palla del numero 8 rossonero Cristian Costenaro, che se ne va, contrastato da Barbieri. Cade il numero 8 rossonero. Allora Barbieri fronteggiato da Ramiro Torres, lo supera, riviene su di lui però molto bene Pietro Agostini. La finta di Pietro Agostini, lo scarico all'indietro, il servizio per
Silvio Costenaro, la conclusione è stata deviata. E allora si ricomincia, Braganze a ritmi alti in questo inizio di ripresa, e la conclusione era avvicinata sul tentativo di palla filtrante di Cristian Costenaro. Recuperano palla però gli uomini di Alessandro Cupisti con Barbieri, la conclusione murata da Silvio Costenaro, tenta di impossessarsi della sfera Ramiro Torres, non ci riesce, allora Imi dall'altra parte con Cristian Costenaro che lo fronteggia, lo sbilancia all'indietro per Rocca. Fasi sicuramente concitate del match, con Braganze che ha bisogno di rientrare in partita, è sotto per 3-1 nel punteggio e avanza ora con Cristian Costenaro sul lato destro del fronte d'attacco. Lo scambio all'indietro con Pietro Agostini, ancora Costenaro, Cristian il più giovane dei fratelli. La conclusione di Ramiro Torres, la parata di Dimone. Ottima l'azione di Pietro Agostini, tenta per 2 volte di battere Dimone, sfortunata nella circostanza. Busani però dall'altra parte, la conclusione di Busani, la parata di Marco Zanfi, il tentativo di servire Silvio Costenaro che alla fine riesce a impossessarsi della sfera. Ottimo lavoro del capitano rossonero, aveva tentato sul secondo palo un improbabile passaggio nella circostanza. Attenzione qui, Busani, bravo, Marco Zanfi, qui si aprono ripartenze, attenzione, un'ottima azione di Cristian Costenaro con la parata di Dimone e poi con Ramiro Torres che stava andando a cercare il tap-in, poi ci pare sofferente il portiere ospite, forse in contrasto con Ramiro Torres. 21-27 al termine, Braganze sicuramente sta forzando, ha fretta di tornare in partita la formazione di Nestor Perea. C'è tempo ovviamente, ma il cronometro comunque gioca a vantaggio degli ospiti. Ha avuto un ottimo impatto anche Cristian Costenaro, Renato. Sì, Braganza è entrato in campo in questo inizio di secondo tempo con l'atteggiamento giusto, perché c'è bisogno di spingere assolutamente, perché comunque recuperare 2 gol per raggiungere un eventuale pareggio a questo Scandiano di questa sera non è sicuramente facile. Cristian è entrato in campo e ci crede, abbiamo visto già esprimersi bene in alcune azioni. Assolutamente. Torniamo in cronaca, Silvio Costenaro a scambiare con Ramiro Torres, molto... e c'è la rete intanto! La rete di Ramiro Torres, 21-13, Braganza quindi si rifà sotto. A fare velo c'era Pietro Agostini, la conclusione accompagnata di rovescio di Ramiro Torres ha colpito, doppietta per lui. 17esima rete stagionale per Ramiro Torres. 59esima rete di Braganza, un passo dai 60, ce li auguriamo, ovviamente non ce ne vogliono gli amici di Scandiano. Braganza deve insistere, è sotto nel punteggio. Almeno ha dimezzato lo svantaggio. Si riparte, Peter Amy, la conclusione immediata e la rete! La rete! Disattenzione difensiva. Non ci voleva. Subito colpito Amy. Il velo di Uva. La rete di Amy. 4-2. 4-2 per Scandiano. Peccato. Doppia finta di tiro, l'accompagnata, ancora qui a cercare subito la porta, però questa rete non ci voleva assolutamente. Conquista palla Braganza con il suo numero 57, fasi confuse, se ne va Barbieri. La conclusione di Barbieri, la parata di Zanfi, riparte Braganza, potenziale 3 contro 2, Agostini, la conclusione, la parata di Dimone. Costenaro, Torres e adesso sicuramente sarà un impatto, attenzione, fallo di squadra, è caduto Ramiro Torres, il sesto fallo di squadra commesso dalla formazione di Alessandro Cupisti, che ha avuto il merito di riportarsi subito sul doppio vantaggio con uno schema ben congegnato in ripartenza. Braganza li cerca spesso, ma Scandiano ha proposto il suo con il massimo risultato, Renato. Sì, Amy veramente questa sera ha trovato 2 gol veramente molto belli. Sì. Sì, complimenti a lui. Comunque, 20-34. Braganza quindi che deve ancora risalire la china. Doppio svantaggio. Vediamo Marco Zanfi un po' perplesso.
Breganze ha concesso questa conclusione subito, immediata. Punizione dal limite. Costenaro, Torres, i due fratelli Costenaro e Torres nei pressi della sfera. La conclusione di Silvio Costenaro trova i pattini di Rocca. Agostini. Ancora Agostini a incunearsi in area. Viene su di lui Barbieri. Recupera palla Agostini. Lo scambio con Torres. Ancora Pietro Agostini. Costenaro. Dietro la gabbia di Dimone. Facendo di proseguire il signor Ferraro. Passaggio impreciso. Non è stato conquistato da Pietro Agostini e allora un altro possesso per la formazione ospite in vantaggio per 4-2. Alessandro Uva. Da lui è venuto l'assist per il gol del vantaggio. Cade Alessandro Uva. Il signor Ferraro assegna il possesso a Breganze, riparte velocemente con Cristian Costenaro, l'accelerazione sul fronte sinistro del fronte d'attacco, sulla parte sinistra del fronte d'attacco, cattivo controllo, all'indietro c'è una protesta della panchina. Comunque il signor Ferraro aveva già concesso la punizione agli ospiti. Alessandro Uva in possesso, Cristian Costenaro che si va a beccare un cartellino blu. E quindi Scandiano che ha la possibilità di portarsi sul 5-2. E questo è sicuramente un momento decisivo per la partita. Momento difficile per Breganze, vedremo se riuscirà a sventare la minaccia. Emi contro Marco Zanfi, 19:36 al termine della partita. Finte di Emi, la parata di Zanfi, la seconda parata di Zanfi, conquista palla Breganze con Ramiro Torres. Adesso ci sono 2 minuti da fare in inferiorità numerica, sotto di 2 gol. E sicuramente le cose si complicano. Qui c'è Pietro Agostini che si è incuneato in area. Ramiro Torres fa cenno a Pietro Agostini di collocarsi alle sue spalle. Barbieri. Scandiano ha colpito nel primo tempo in power play con Deinite, sfruttando un rimbalzo da dietro porta. Fallo di squadra commesso da Silvio Costenaro. Rocca. Finte di tiro Rocca, Peter Emi, la palla vagante, la recupera per Breganze. Ramiro Torres, serve il capitan Costenaro. Varca la metà campo in questo istante, all'indietro per Ramiro Torres. Se ne va Ramiro Torres, poi all'indietro. Breganze deve fare scelte sicuramente ragionate perché il doppio vantaggio è già difficile da scalare, il triplo avrebbe un effetto anche psicologico pesantissimo. Tentativo di servire Ramiro Torres, recupera palla invece Alessandro Uva per i suoi, indietro per Rocca, è pronto a rientrare Tommaso Volpe con Alessandro Toniolo, la conclusione rimpallata. Rocca, ancora Rocca a scambiare con Alessandro Uva, sempre sul lato sinistro del fronte d'attacco, la conclusione, la parata di Zanfi. Possesso per Breganze, Ramiro Torres a scambiare. Agostini. Breganze prossimo a superare indenne questo power play di Scandiano. Meno male, perché sicuramente andare sotto di 3 sarebbe deleterio in questa fase della partita. Ramiro Torres va a puntare Rocca, poi ci ripensa. Ancora a servire poi Agostini. Dietro la porta, non riesce a controllare sfera. Ristabilita la parità numerica, è entrato Tommaso Volpe per Breganze. 17:30 al termine, Breganze sotto di 2. Avanti il roller Scandiano, doppietta di Emi, reti di Deinite e Rocca. Recupera palla per Breganze, Pietro Agostini, se ne va Pietro Agostini, lo scambio con Ramiro Torres, la conclusione, trova i pattini di Barbieri. Ancora Silvio Costenaro, il primo ad andare a rimbalzo, perde sfera, riparte velocemente Scandiano, Peter Emi a servire,
Alessandro Uva che trova il 5-2 e questo è sicuramente una pessima notizia per Breganze. Sotto di 3 a 17:05 e adesso qui ci vuole sicuramente un momento, è un momento difficile. Vediamo le scelte di Nesto Perea, Ettore Barbieri, Alessandro Toniolo, Tommaso Volpe e Pietro Agostini. Scandiano sul triplo vantaggio, reti di ottima fattura, quelle messe a segno dagli uomini di Alessandro Cupisti. Renato. Sì, niente da dire, nel senso che non si... Scandiano sta meritando perché comunque è riuscita a contenere i momenti dove Breganze ha cercato di alzare il ritmo, ma diciamo che non abbiamo mai visto dall'inizio della partita il vero ritmo del Breganze che ha trovato in altre partite, e quindi stanno facendo un enorme sforzo per cercare di trovare il loro gioco, ma alla fine la verità è che non sono riusciti ancora a trovare la loro quadra giusta che li ha portati a colpire in numerose partite. Dall'altra parte uno Scandiano che in fase di costruzione sbaglia veramente pochissimo. Ottima formazione quella di Alessandro Cupisti, questo ha dimostrato sin qui. Breganze comunque ha il tempo per rimediare, ma deve sicuramente fare di più in questi 17 minuti che mancano al termine della partita. Entra Ettore Barbieri in possesso, all'indietro per Tommaso Volpe. Poi sul piano psicologico sicuramente ha avuto un effetto devastante il gol del 4-2 messo a segno da Scandiano, che aveva appena subito la seconda rete di Ramiro Torres. Sicuramente ha avuto un impatto negativo per la formazione di Nesto Perea. Qui c'è un cattivo controllo di Alessandro Toniolo e qui c'è il palo. Scandiano vicino a chiuderla, si riparte con Alessandro Toniolo ora. C'è bisogno assolutamente di giocate razionali e non di errori gratuiti per poter rientrare nella partita. Toniolo a fronteggiare Rocca, all'indietro da Tommaso Volpe, Ettore Barbieri, Agostini, si gira Agostini, lo fronteggia Barbieri, ottimo il lavoro di Agostini, la conclusione, grande spunto del numero 5 rossonero che non vuole arrendersi. Questo è quanto dimostra. È stato bravo nella circostanza il numero 5 rossonero. Munizione per Breganze. Alessandro Toniolo. E finta di tiro Alessandro Toniolo dietro la gabbia di Dimone. Va a controllare sfera. A servire Ettore Barbieri. La conclusione, ancora doppia conclusione. La palla che danza pericolosamente davanti a Dimone e non entra. E allora ancora Pietro Agostini. Breganze che prova a insistere. Tentativa di alza e schiaccia. Non è fortunato il numero 5 di Nesto Perea. Barbieri dall'altra parte. Conquistano la palla i giocatori di casa. Volpe sulla sinistra, l'accelerazione di Tommaso Volpe. Non riesce a trovare l'ultimo controllo per tentare la conclusione, purtroppo. Peccato. E allora all'indietro da Alessandro Toniolo. L'accelerazione di Alessandro Toniolo, lo scambio con Ettore Barbieri, 15 minuti al termine. Ripetiamo, tempo ce n'è, ma ovviamente Breganze adesso deve sbagliare, non deve più sbagliare. Alessandro Toniolo all'indietro, Pietro Agostini. La conclusione, rimpallata, la palla stava per colpire al volto Ettore Barbieri. Rocca. Rombo offensivo per Scandiano, Busani. Deinite, Rocca. Ancora Busani. Rocca. Ancora Toniolo a fronteggiare Barbieri. Prossimo a esaurire il bonus Scandiano. Recupera palla per Breganze Alessandro Toniolo. Propone una nuova azione offensiva con Tommaso Volpe. Se ne va Tommaso Volpe. 1 contro 1, hanno chiuso il pattino i difensori di Alessandro Cupisti. E allora ancora un possesso per la formazione ospite a 14 dal termine. Passa il tempo. Il tempo è il maggiore alleato di
della formazione ospite sicuramente. La conclusione, Sibila al lato della porta difesa da Marco Zanfi, ancora Barbieri in possesso. Busani. Fronteggiato da Barbieri, raddoppiato da Tommaso Volpe. Se ne va Braganze con Agostini. Va a servire Ettore Barbieri. Barbieri si incunia in area e la conclusione è la parata di Dimone. In mezzo alle gambe il tiro. È stato bravo il portiere perché si era alzato, poi è riuscito ad avere il giusto riflesso. Può tentare anche Giovanni Tagliapietra per Braganze. Scambiano i giocatori di Alessandro Copisti in vantaggio a metà della ripresa per 5-2 qui al Parela Ferrarini di Braganze per questo posticipo della 13ª giornata. È sicuramente un risultato a sorpresa che però, ribaldiamo, la formazione ospite ha sin qui assolutamente meritato. La conclusione, la parata di Zanfi, ancora rimbalzi, i giocatori di Copisti, c'è un po' di scoramento tra le figlie rossonere. Giocano veloci a 2 tocchi e quindi in questo momento Braganze sta subendo l'iniziativa avversaria, che sta legittimando assolutamente il suo vantaggio. Attenzione qui, il recupero di palla di Agostini, la ripartenza, il tentativo di assist al centro, chiude il bastone di Dimone. Ancora Busani per i suoi. Ancora Busani, Barbieri, pronto a rientrare Imi per Scandiano. Ancora Busani in possesso, tenta di recuperare palla Toniolo, ha successo il 77 rossonero. Va a scambiare con Tommaso Volpe. Toniolo, Volpe, Ettore Barbieri. Ancora Toniolo, Volpe, Agostini, controllo a un passo dalla porta di Tommaso Volpe che non è riuscito ad avere il riflesso per tentare la conclusione. Qui la palla raggiunge Peter Eimi, lo scambio con Barbieri, con De Nite, scusate. Rocca. 10:50. Emi, De Nite, ha ribattuto il tiro da Alessandro Toniolo, riparte Tommaso Volpe, palla indietro da Alessandro Toniolo, lo scambio con Agostini, ancora Agostini, Barbieri, passaggio viene riconquistato da Rocca, 2 contro 1, Busani, palla vagante, se ne va Tommaso Volpe, vediamo se riuscirà a trovare una conclusione. Va da Pietro Agostini, il tentativo di servire sul secondo palo, era una buona trama questa, tentativo di servire Ettore Barbieri. Imi, Rocca, 10 minuti, poco meno di 10 minuti al termine. Braganza è sotto del punteggio, qui recupera un'ottima palla, un volitivo assolutamente Pietro Agostini, va a tentare l'alza e schiaccia, ancora insistita l'azione, qui cade in area il signor Ferraro. A questo punto vediamo la decisione del signor Ferraro che assegna il rigore a Braganza. Rigore per Braganza, caduto in area Pietro Agostini. Esce intanto per Alessandro Toniolo, entra in pista Silvio Costenaro, vedremo se sarà lui a incaricarsi della trasformazione. Così è. 9:41 al termine. Esce anche Pietro Agostini che ha subito il fallo da cui è originato il rigore. Entra Giovanni Tagliapietra, quindi Braganza è una squadra giovanissima, Renato. Sì. Volpe, Barbieri e Giovanni Tagliapietra per risalire la corrente a 9 minuti e 40 di un match fondamentale. Atto di fiducia totale da condividere, peraltro. Silvio Costanaro contro De Nite, la rete! No, peccato, ci siamo stati
Ti abbiamo anticipato, qui niente da fare. Sfortuna Braganza perché ha preso un incrocio dei pali, meritava. Vabbè, non ce ne vogliono gli amici di Scandiano, ma qui c'è un altro cartellino blu e questo è un errore di gioventù di Ettore Barbieri che va ad agganciare dei Niti. E allora altre 2 minuti di power play. Piove sul bagnato, Renato. Purtroppo sì. Ho notato negli ultimi minuti che comunque anche Scandiano ha usufruito di tutta la panchina, quindi anche in Sì, questo sì. secondo tempo le energie sono rimaste belle, è rimasto Belle fresche. belle fresche, sì, e quindi è difficile quando una squadra è bella fresca riuscire comunque a Sì, no, sorprenderla. peccato per questa occasione, il rigore le aveva tirato anche bene, ha preso questo con incrocio dei pali, nulla da fare. Busani contro Marco Zanfi, Busani è un specialista e infatti trafigge imparabilmente Marco Zanfi e qui siamo sul 6-2 a 9 minuti e 28 ed è veramente dura. Scandiano vicino alla clamorosa vittoria, ma per quanto mostrato in pista sin qui si tratta di 3 punti, se arriveranno, assolutamente meritati per la formazione di Alessandro Cupisti. Tommaso Volpe intanto, la conclusione, rimpallata, riparte Amy per i suoi. Uva. È entrato Giovanni Daglia Pietra, è entrato anche Alessandro Antoniolo. Tommaso Volpe e Silvio Costenaro. Rocca, 6-2 per Scandiano. Sicuramente un punteggio inatteso, Renato. Sì, un punteggio che Breganze sicuramente non si aspettava. Entrambe le squadre puntano in alto, nel senso che entrambe le squadre, attenzione, non hanno mai nascosto di voler tentare la promozione in A1 e abbiamo visto uno Scandiano a confronto della partita di andata cresciuto tantissimo. Sì, questo era un appuntamento cruciale per il campionato della squadra rossonera. Sicuramente l'assenza di Stefano Dal Santo per il contributo di voglia e anche di esperienza che può dare a questi ragazzi è importante, così come purtroppo la ormai datata assenza di Andrea Dalla Valle. Ma al di là di questo, Scandiano ha approcciato molto bene il match e ha meritato sin qui di essere avanti per 6-2 a 8 minuti dal termine. La conclusione qui di Tommaso Volpe, la parata del portiere ospite che si è disimpegnato molto bene sin qui. Ancora Tommaso Volpe che non vuole arrendersi, qui c'è una filtrante con Giovanni Tagliapietra che magari cercava qualche deviazione. Rocca per i suoi a sfidare Alessandro Antoniolo, cade in area e c'è il rigore per Scandiano. È caduto Rocca, è stato atterrato da Alessandro Antoniolo. Time out e poi ci sarà il tentativo di trasformazione. Ci sembra che sarà dei Niti a tentarlo. Il campionato di Breganze non finisce qui comunque. Certo che questa è un'occasione assolutamente... era un'occasione da non fallire. Vediamo come proseguirà la stagione e comunque vediamo che in 7 minuti questo sport ci ha abituato a qualunque cosa, Renato. Abbiamo visto tanti risultati che sembravano scontati, invece non esserlo. Ci aggrappiamo a questa speranza, ma Scandiano, per quanto ha dimostrato sin qui, ci pare in grado di portare a termine l'impegno in modo assolutamente produttivo. C'è sicuramente delusione, poco da girarci attorno, però c'è da onorare questo impegno in questi ultimi 7 minuti e 40. Vedremo come si svilupperà. Intanto Scandiano qui ha un'ottima occasione per tentare la trasformazione di un rigore. Ci va Busani che è sicuramente uno specialista, ha realizzato una punizione di prima impeccabile. Busani contro Zanfi.
la rete di Busani. 7-2, 7 minuti e 40. C'è una parete verticale da scalare per Breganze, purtroppo, Renato. Questo è quanto. Questa è la verità. Sì, L'amara verità. 5 gol sono tanti a 7 minuti e 40 dalla fine. Breganze che deve cercare di limitare i danni e provare a segnare un gol, ecco, almeno per sbloccare un po' questa situazione. Sì, onorare l'impegno comunque, perché il campionato non finisce, ci sono altre 5 partite. 3 punti sarebbero da recuperare per la vetta. Però è chiaro che l'occasione era ghiotta, cercare di sfruttare questo turno casalingo, peraltro a porte chiuse, ma sono discorsi vecchi. Volpe, Toniolo, taglia pietra. Silvio Costenaro. Roca riconquista palla per i suoi. Riparte Scandiano con Busani. Micidiale dal dischetto. Qui c'è il signor Ferraro, ferma il gioco perché la palla lo ha colpito, assegna ovviamente il possesso allo Scandiano che ce l'aveva prima della sua deviazione fortuita e inavvertita. Busani. Roca. Ehimi. Uva, autore di un'ottima prova. Va a fronteggiarlo Giovanni Tagliapietra, che conquista sfera per un attimo, però la riperde. Ancora Uva, che cade in area. Il signor Ferraro non infierisce nella circostanza su una difesa sicuramente sotto shock, qual è quella di Breganze. 7 reti sono tante. Prima di questo match Breganze vantava la miglior difesa del campionato con 30 reti. Qui c'è un'ottima iniziativa di Giovanni Tagliapietra, poi il tentativo di assist al centro. Alessandro Toniolo non riesce a trovare la porta, peccato. Poteva almeno essere l'occasione per mitigare un passivo che è obiettivamente pesante, il più pesante ci sembra, Renato, in questo campionato. Sì, dai miei ricordi sì. Purtroppo sì, magari sicuramente in casa. sì. Probabilmente una serata no, comunque può succedere e Breganze pare abbia questa sera non sia riuscito mai, come ho detto prima, a trovare il bandolo della matassa. Esatto. Dopo un inizio discreto, poi sicuramente è andato sotto e il 3-1 nel primo tempo ha inciso. C'è un fallo di squadra intanto. Entra in pista intanto il numero 6 Stefani, mentre Silvio Costenaro per i suoi riconquista a spalla. Cade in area, c'è un altro rigore assegnato a Breganze e c'è un blu, rigore blu ai danni di Stefani. Entra Ramiro Torres. 7-2. Vediamo se chi si incaricherà della trasformazione. Ci va Ramiro Torres. Torres contro Dimone. La rete di Torres. 7-3. Mancano 5 minuti e 02. Vedremo se Breganze riuscirà comunque a onorare l'impegno sino alla fine, anche perché, ripetiamo, il campionato non finisce questa sera. C'è una capolista che ha 28 punti. Se questo risultato verrà confermato, Breganze ha 3 punti dalla vetta e dovrà cercare di approfittare di eventuali passi falsi di un Symbol Modena sicuramente quadrato e organizzato, che vanta un'ottima difesa. 31 le reti subite dalla formazione modenese, mentre Breganze
con quelle sin qui subite stasera ne ha subite appunto 37, 60 le reti segnate di Breganze, che vanta il miglior attacco. Anzi no, il miglior attacco è quello di Scandiano, che è a 61. Attenzione, azione insistita di Pietro Agostini, che cade in aria intanto Silvio Costenaro. C'è un giocatore a terra, il signor Ferraro ferma il gioco. Eh sì, il miglior attacco sin qui, quello di Scandiano. 61 le reti messe a segno, 60 quelle messe a segno da Breganze. Con questo parziale. 4:34 al termine, 7-3 per la formazione ospite. Volpe, l'infilata di Volpe, ma è stata rimpallata. Alessandro Uva recupera palla per Breganze e Pietro Agostini. Si riparte Silvio Costenaro. Azione insistita di Silvio Costenaro, che per un attimo si stava incuneando nell'area avversaria, e invece siamo dall'altra parte con il numero 29 Stefani. Il tentativo di conclusione di Busani. Riparte Breganze, Ramiro Torres, Pietro Agostini, ancora Pietro Agostini, lo scambio con Ramiro Torres, una trottola in area, non ha trovato l'ultimo controllo, peccato. Tommaso Volpe tira addosso i pattini di Busani, che se ne va, pensa per un attimo alla conclusione, poi si ricorda che è in vantaggio di 7-3 e sceglie il possesso. Attenzione, c'è un fischio arbitrario con il signor Ferraro, che consente a Dimone di mettere a posto le proprie cinghie, le cinghie dei propri gambali. Ottima la prova dell'estremo difensore ospite. 3:38 al termine. Costenaro, Silvio per la precisione, Ramiro Torres, la conclusione, il pattino di Amy, la conclusione di Barbieri per Scandiano, e il tiro di Torres, l'ottimo riflesso di Dimone. E allora Busani all'indietro per Rocca e Himi, sicuramente uno dei migliori. La palla che danza pericolosamente con la deviazione ravvicinata di Busani. Ottima trama questa orchestrata da Rolli a Scandiano. L'azione insistita dall'altra parte di Ramiro Torres, che va a contendere il possesso a Rocca. Insistita anche l'azione del numero 5 ospite. Alla fine mette tutti d'accordo Pietro Agostini. Riconquista la palla, la conclusione non trova la porta, peccato. Possesso per Scandiano, 2:31, ormai siamo agli ultimi scampoli di partita. Si riparte da sabato prossimo, Renato, anzi da domenica prossima, derby a Montecchio Precalcino. Sì, Breganze deve adesso cercare di non farsi prendere dal nervosismo, sì, concludere la partita. La delusione, assolutamente, mantenere gli effettivi, senza andare, ormai questo incontro è andato. Qui c'è Pietro Agostini che cerca un ultimo sforzo, la conclusione, la parata del portiere ospite. Fallo di squadra, il sesto commesso da Breganze. Non è bastata allora la tripletta di Ramiro Torres. Scandiano che sale a 22 punti in classifica, raggiunge Novara al quarto posto di una classifica che vede davanti Simbol Modena a 28 punti, capace di raggiungere il pareggio in quella di Novara. Rocca, se ne va Rocca, bello stile, va a concludere la parata di Marco Zanfi. Riparte Breganze con Silvio Costenaro. Azione insistita di Silvio Costenaro, che non riesce a trovare l'ultimo controllo.
Rocca, Barbieri e Imi. Ancora Imi all'indietro per Barbieri. Siamo prossimi all'ultimo giro di lancette di questa partita. Qui c'è un buon recupero difensivo di Tommaso Volpe, Silvio Costanaro, Ramiro Torres, Tommaso Volpe. Vediamo se riuscirà a trovare una conclusione. Non trova la porta, peccato. 1-0, ormai siamo all'ultimo giro di lancette. Silvio Costanaro, tentativo di filtrante, ha colpito inavvertitamente Ramiro Torres. Siamo dall'altra parte con Barbieri. Ottima l'azione di Barbieri, la parata però di Marco Zanfi. Agostini dall'altra parte, filtrante per Ramiro Torres, rimbalzo, Barbieri, la conclusione non precisa. Dall'altra parte Agostini, fino alla fine Braganze, ma sono azioni sicuramente estemporanee di un match che è assolutamente ai titoli di coda. E allora, con le doppiette di Peter Imi, Busani, le reti di Deinite, Alessandro Uva e Rocca, Roller Scandiano espugna il palla Ferrarin di Braganza e a nulla sono servite le 3 reti di Ramiro Torres. Braganza che rimane quindi a 25 punti, secondo in classifica, una classifica che è cappeggiata dall'Amatori Simbol Modena, e Braganza che dovrà ripartire e provare a ritornare a prendere i 3 punti a partire da domenica prossima nella trasferta di Montecchio Precalcegno. Per questa sera vediamo se Scandiano ha un'ultima possibilità con Silvio Costanaro che nega la soddisfazione del gol a Busani. Termina in questi istanti il match con la vittoria dell'Hockey Roller Scandiano per 7-3. Renato, un commento veloce. Sì, come abbiamo detto più volte durante la partita, il punteggio lo dimostra. Scandiano è venuto con le idee chiare, hanno sbagliato pochissimo, hanno trovato gol oltretutto bellissimi, e quindi Braganza non è mai riuscito a trovare il ritmo giusto e la partita è andata a senso unico. Sì, condivido il tuo commento. Adesso incomincia il tuo lavoro di intervistatore. Ci sentiamo per il prossimo impegno con Braganza che dovrà affrontare il Seregno, e nel frattempo ci saranno le trasferte di Montecchio Precalcino e penso anche di Roller Bassano. Intanto ringrazio chi ci ha seguito, saluto agli appassionati di Scandiano e complimenti per la legittima vittoria della loro squadra, che ha sicuramente proposto un hockey di ottima qualità qui al Palla Ferrarin di Braganza. È tutto da Fausto Pozzan, un saluto e una buona serata.